La rete è una grandissima opportunità, però cerchiamo di contestualizzare sempre la realtà. Quindi se ci arriva una mail o ci arriva una diversità di pagamento che per 20 anni abbiamo fatto in un certo modo, facciamo una telefonata perché la telefonata salva la vita, è meglio il contatto diretto. Ne sa qualcosa l'impiegata di una scuola materna trevigiana contattata da una sedicente funzionaria del Ministero dell'Istruzione che non ha esitato a versare su una post-pay alcune migliaia di euro senza verificare se le informazioni che le erano state date fossero corrette. La scuola materna, diciamo che in buona fede ha ricevuto una telefonata in cui gli si rappresentava un errato pagamento fatto da parte dell'ufficio regionale scolastico e quindi gli si richiedeva la restituzione di questa somma perché altrimenti non sarebbero arrivati gli altri fondi di sostentamento per l'asilo. Quindi in sostanza si è molto giocato sulla psicologia e quindi sul bisogno di un piccolo istituto scolastico di avere approvvigionamenti regionali. Baby a bordo, la polizia postale ha ribattezzato l'operazione partita dalla denuncia dell'asilo trevigiano che ha portato a individuare come autori della truffa una coppia di giovani genitori italiani residenti a Torino. La mente lui, 26 anni, con diversi precedenti alle spalle, lei il braccio operativo, immortalata in queste immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale in cui è andata ad attivare la post pay, con tanto di figlioletto sul passeggino per risultare ancora più insospettabile. Indagini sono in corso per capire quanti altri istituti religiosi i due abbiano raggirato. Difficile, se non impossibile, recuperare il denaro. Truffe che si moltiplicano in tutta Italia con una costante. È il Made in the Middle, l'uomo in centro, in cui tra rapporto fiduciario tra due aziende, due imprese, due fornitori si mette in mezzo ovviamente un tertium genus, che è un tertium genus criminale e che approfittando di piccole variazioni materiali, che può essere un IBAN, può essere una diversa forma di circolazione, ovviamente poi beneficia di quelli che sono gli investimenti e le elargizioni. Quindi attenzione, che è importante.